Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa, dammi una speciale estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza, ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una vespa, una donna non ho. Ho una vespa, domenica è già, e una vespa mi porterà. Fuori città. Fuori città, fuori città. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1174 di oggi, mercoledì 15 di aprile del 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva la vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso le zappe o WhatsApp, 0292947222 quando lo dirò io. Adesso però, se siete pronti, partiamo con l'implacabile Pierluigi Magnaschi e Diritto e Rovescio. Vai pure, Natalia. Donald Trump è sempre più spericolato e inaffidabile. Se fosse un semplice cittadino americano sarebbe un tipo da curva sud, esagitato ma anche inoffensivo. Purtroppo, più per noi che per lui, è anche il presidente del paese più importante del mondo, sia dal punto di vista economico che da quello militare. Se a Trump vengono delle idee malsane, dovrebbe tenersele per sé. Invece, contrariamente ai suoi predecessori, le strombazza con ogni mezzo in tutto il mondo, incurante delle loro conseguenze. Ad esempio, ha attaccato il Papa, che poi è il primo Papa statunitense nella storia della Chiesa, senza tener conto che con questa decisione ha insultato anche i 70 milioni di cattolici americani, del cui voto ha un disperato bisogno nel prossimo novembre in occasione delle elezioni di midterm. Ha poi perentoriamente e testualmente affermato che dopo il suo intervento di blocco dello stretto di Hormuz, da quella zona, virgolette, non passa più nemmeno uno spillo, chiuse le virgolette. E invece nello stesso giorno sono passate 2 enormi navi cinesi piene di petrolio. Insomma, c'è un pagliaccio alla Casa Bianca. Qui Parlamento. E io do il bentornato all'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera, onorevole.
Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Grazie a lei come sempre del suo tempo e della sua cortesia. Allora, che cos'è questa proposta di legge per l'assicurazione catastrofale delle prime case? E niente, noi abbiamo visto sostanzialmente come Commissione Attività Produttive che diciamo il tema delle catastrofi che poi incidono sulle attività economiche è rilevantissimo, soprattutto in un paese che ha il 44% del proprio territorio a rischio sismico, ma poi abbiamo valanghe, dissesti idrogeologici, alluvioni, eccetera. Quindi abbiamo anche visto che sostanzialmente solo il 5% delle case, delle prime case, sono assicurati contro diciamo, il rischio di una catastrofe. E a differenza della Spagna, che per esempio l'80% delle case sono assicurate, o addirittura la Francia il 95%. Allora abbiamo cercato di capire come, diciamo, senza creare un obbligo, no? Perché ovviamente deve essere una libera scelta quella di assicurarsi o meno, senza creare un obbligo abbiamo cercato di rendere appetibile l'assicurazione appunto sui rischi catastrofali della prima casa e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto lavoriamo in squadra, mettiamo in squadra tutti quelli che possono avere interesse, quindi il cittadino, quindi la compagnia di assicurazione, quindi lo Stato, quindi magari anche i datori di lavoro che possono incentivare, diciamo, invece di dare del denaro, danno un'assicurazione. E quindi abbiamo sostanzialmente ripartito il 100% del premio in un 20% che lo dà la compagnia di assicurazione come sconto polizza. Perché? Perché facendo tante polizze e diciamo con una proposta di legge, con una legge fatta ad hoc, può fare uno sconto, poi può essere il 20, il 15, poi si vedrà in termini di legge definitiva. Il 20% a carico dello Stato, poi il 40% come incentivo al reddito, allo stipendio, dal datore di lavoro al proprio dipendente, però con una detassazione, quindi l'azienda non paga diciamo le tasse su quel incentivo e la stessa cosa non le paga il diciamo dipendente. In questo modo si può rendere appetibile e quindi far salire quel 5% di case assicurate, di prime case assicurate in Italia, per cui lo Stato tira fuori circa 2 miliardi l'anno. Quindi 2 miliardi l'anno se si assicurassero solo il 30%, ma se si riuscisse ad assicurare a percentuali come la Francia e la Spagna, arriveremo a risparmiare 6-7 miliardi l'anno. Questo per dare l'idea che è un tema di grandissima rilevanza, tra l'altro in un paese che ha un paradosso. Credo che l'italiano sia il più attaccato al mondo alla casa, però è quella che l'assicura meno, la garantisce meno, no? Quindi credo che questa proposta di legge possa essere presa in considerazione, poi può essere migliorata, modificata. In questi anni tantissime leggi sono partite in un modo e poi leggermente sono state modificate, io ne so qualcosa, che sulle leggi fiscali ne ho avute tantissime di proposte di legge che sono state diciamo prese in considerazione, diventate leggi, ma leggermente modificate. Ecco. Certo. Onorevole, senta,
Accanto a questo, quali sono ora i suoi prossimi impegni? Ma allora noi stiamo lavorando, io sto lavorando anche sugli emendamenti per il decreto fiscale che è al Senato. Ne presenteremo 6 che riguardano, diciamo, la rottamazione, poi ne presenteranno i senatori degli altri, ma io ho lavorato sui 6 importanti, quindi presenteremo la riapertura della Quater, recuperando chi non ha pagato la rata di novembre e di febbraio. Poi presenteremo anche una riapertura totale della Quater, poi presenteremo un emendamento che permetta anche a quelli che pagheranno la quinques di usufruire dei 5 giorni di tolleranza. Poi presenteremo una norma che riguarda tutti quelli che sono decaduti dalla Quater e non possono fare la quinques e non possono più rateizzare. Quindi una possibilità di rateizzare a 10 anni, ma con le sanzioni di interessi, in modo che chi non riesce a fare una cosa, non riesce a fare l'altra, almeno ha un minimo di respiro, seppur con sanzioni e interessi. E poi presenteremo 2 altri emendamenti che riguardano le cartelle esattoriali dei comuni, in cui li faremo rientrare, le cartelle esattoriali date già all'Agenzia delle Entrate, e poi i fondi di previdenza, la rottamazione dei fondi di previdenza. Quindi presenteremo questi 6 emendamenti e vediamo poi nell'iter al Senato se verranno o meno approvati. Io almeno uno senz'altro, perché era già stato approvato il milleproroghe e quindi aveva l'ok del Ministero dell'Economia e Finanze, e solo per ragioni di tempo al milleproroghe non era stato approvato. Quindi credo che la riapertura della Quater per chi diciamo non è riuscito a versare le rate di novembre e febbraio dovrebbe essere approvato senza nessun problema. Molto bene, allora onorevole, io la ringrazio, le auguro buon lavoro e al piacere di ritrovarci presto. Grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei come sempre. Adesso pausa, poi Luca Barbarossa con Yuppies del 1988, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
RSTL, delle donne appariscenti. Sono i figli di quest'Italia un po' americana, sempre meno contadini, sempre più figli di puttana. Loro vivono alla grande tra Cortina e le Maldive, mangerebbero spaghetti, fanno più scena alle ostriche vive. Hanno la segreteria e per favore lasciate un messaggio. Ho bisogno di compagnia quando ritorno da questo viaggio. Sono i figli di quest'Italia che sta crescendo, sempre meno contadini, sempre più fondi di investimento. Giovani rampanti intraprendenti fanno passi da giganti nei debutti in società, sempre pronti ad ogni avvenimento, un appartamento in centro, tanto poi paga papà. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:36 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, ed è tornato il padrone di casa di Conto Corrente, l'immenso Antonio Zennaro. Ciao Antonio. Grazie Antonino, l'immenso, sarebbe, ci dobbiamo un po' fermare con gli aggettivi perché sennò si agitano tutti, quindi... Senti Antonio, allora dimmi Antonino. Vai. No, appunto, abbiamo introdotto con Yuppies del 1988 perché andiamo in borsa e ahimè non ci sono più quegli Yuppies degli anni 80, c'è invece la borsa di oggi. Come sta andando? Ma allora, la notizia è questa, è appena arrivata, è la novità della giornata, perché c'è stato lo scontro sulla governance di MPS e a sorpresa un po' alla Conte di Montecristo della finanza ha vinto la lista di Luigi Lovaglio, cioè l'ex AD mandato via, cacciato dopo insomma ottime anche performance finanziarie, col titolo che ha fatto una serie di anche raddoppiato, insomma sembrava che fosse perdente e vincesse la cordata di Caltagirone, insomma, che era il capofila dell'operazione, con cui il candidato amministratore delegato Palermo, che insomma viene da ACEA, viene da CDP, insomma una vecchia conoscenza, potremmo dire, del deep state italiano, anche se giovane, e invece a sorpresa Lovaglio, grazie all'appoggio di Mileri, che è sostanzialmente la holding di Luxottica, tanto per fare la sintesi, insomma, a sorpresa, grazie anche all'intervento, sembrerebbe, del Banco BPM e di alcuni fondi come il Fondo Pensione di pensionati norvegesi, è stato riconfermato, quindi possiamo dire un po' alla Conte di Montecristo, quando sembrava che ti cacciano, ti mandano via e poi torni con lo scettro del comando. Insomma, parliamo di una realtà importante, Terza Banca Italiana, una banca che ha avuto un sacco di problemi, soprattutto quando era gestione fondazione Monte dei Paschi di Siena, se ricordate tutti, aveva quasi azzerato il capitale, intervenne lo Stato con un'ottima operazione finanziaria, poi è uscito. Dopo io su questo sono come si può, anche perché l'Europa non si può, lo Stato non può stare dentro le banche, bla bla bla. Io sono un po' modello anni 90, insomma vedo molto bene personalmente l'intervento dello Stato dentro le banche, perché ritengo che le banche comunque siano un fluidificatore, Antonino, economico importante, sì, anche per movimentare PIL, ok? Detto questo, lo dico anche con cognizione di causa. Io sono nel consiglio di amministrazione di Consap
che è la concessionaria assicurativa pubblica, e facciamo ad esempio, gestiamo il fondo di garanzia per i mutui prima casa, dedicati soprattutto ai giovani, agli under 36, proprio ci sono alcuni pacchetti, insomma, per le famiglie numerose, però è uno strumento, ad esempio, che permette alle banche quindi di essere più tranquille e dare i mutui. C'è l'intervento a garanzia statale, ma se andiamo a vedere i dati, si riesce a fare quindi un'ottima leva finanziaria, quindi attraverso le banche, credito positivo, credito buono per l'economia, e se poi andiamo a vedere anche i default rate sono bassissimi, quindi cioè l'intervento dello Stato nell'economia, nel settore bancario è comunque positivo. Quindi su questo tema qua, ad esempio, soprattutto in Italia si fa poco credito alle PMI, io lo vedo bene, lo so che questo non è visto bene da tutti, ma soprattutto dall'Europa, perché l'Europa impone dei paletti importanti, poi non rompe le scatole alla Germania e alla Francia, rompe le scatole a noi, però vabbè, no, su questo abbiamo già parlato del tema, però sicuramente poi c'è tutto stato, c'è un'indagine della magistratura, c'è insomma tutta una serie di che poi secondo me andrà a finire una bolla d'acqua, un'opinione personale, perché insomma non è che scale si possono fare, non è che in Italia come si fa, no? Cioè, chi si sono comprati Mediobanca è successo, no, non si può toccare Mediobanca, no, però questa è un'opinione personale, ritengo che comunque abbiano un ruolo importante le banche. Quindi è stato, la diamo come notizia, no, giornalistica, che c'è stato questo, non era nelle previsioni, ma c'è stato questo showdown, come si direbbero gli amici anglosassoni, quindi vedremo. Poi diciamo che c'erano due linee, almeno i giornali dicono questo. Lo vaglio è per mettere Mediobanca insieme a MPS e creare un grosso gruppo. Mediobanca ovviamente è molto focalizzata sul finanziario, su grosse imprese, e poi c'è una unit sul consulenza finanziaria. Vuole mettere tutto insieme lo vaglio, mentre Caltagirone voleva mantenere distinte le due realtà. Questo dicono i giornali, poi insomma, non è che sappiamo, non siamo nella stanza dei bottoni e quindi non possiamo sapere, sono società quotate, vigilate, quindi poi speriamo che adesso andare a vigilare vada anche un amico, e quindi gli facciamo, speriamo, in bocca al lupo, insomma, che riesca l'onorevole Freni secondo me, ha grandi competenze e capacità per ricoprire quel ruolo, e sarei ben contento che andasse a fare il presidente della Consp. Mi auguro, insomma, è una persona che ho conosciuto in Commissione Finanza, è veramente preparato, competente, sta facendo un ottimo lavoro al Ministero dell'Economia, speriamo, lo leggo dai giornali, che insomma potrebbe anche nei prossimi giorni ricoprire questo ruolo, cioè, facciamo gli scongiuri, però insomma se va gente competente è positivo per il paese, non è che perché uno ha fatto politica, sta roba, ha lavorato per, usciamo un po' da sta logica, no? Che chi ha fatto politica viene considerato, no, come, insomma, sembra che è peggio che hai lavorato per associazioni, a delinquere, perché alla fine mettersi a disposizione per un periodo di tempo e dare il proprio contributo, come avviene in tanti altri paesi, insomma, non è una roba negativa, quindi questa rappresentazione giornalistica sempre viene dalla politica, esperienza, poi ci vuole un tecnico che non ha, che poi anche lì, che pensate che tutti questi tecnici, tutti questi professoroni, tutta questa roba che vanno anche, che siano tutti così indipendenti, che non abbiano una matrice politica, Antonino, diciamo, tutti hanno, ovviamente, quando prendono delle nomine politiche o di espressione della politica, hanno tutti una casacca, anche se magari la tengono nascosta, o se no, anche in alcuni casi le cambiano in base al governo, e ne vediamo tanti che, tecnici che cambiano la casacca in base a, adesso forse la sinistra, dicono i giornali, allora tutti ti richiamano, dove stanno i numeri di Conte, perché così è nel deep state. Non è che, quindi bisogna stare attenti, ecco, quando si seleziona, a non a proprio questi soggetti che sono bravi a fare il gioco delle tre carte, sono bravissimi, più bravi di quelli che troviamo nelle nostre città italiane, sono dei soggetti che sono più bravi e cambiano i colori politici, ma sono sempre lì, capito, come a tirare le fila molto spesso. Non so se fanno un bene per il paese, ma fanno un bene per loro stessi, questo assolutamente sì. Tornando invece ai mercati, Antonino, e torniamo anche un po' al tema di sti giorni,
Io, ad esempio, voglio andare controcorrente. E voglio dire questo, no? Perché c'è una rappresentazione sul mainstream italiano. Non entro nel tema Trump, attacco all'Italia, attacco al Papa. Ad esempio, io sono della vecchia scuola, no? Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, ok? E penso che vada sempre bene, anche per un discorso per chi è credente, per chi non è credente, magari crede al karma, insomma, ognuno, no? Decisamente. Non devi esagerare, perché quello è un tema. Dopo, magari anche nel merito su alcune cose c'è, no? Però, tanto che deve fare il Papa? Deve fare il suo esercizio del suo pastorale, no? Deve dire fate la pace, no? Un po' prendere posizione, dai. Però, secondo me, lì ha sbagliato Trump. Però, detto questo, io non entro sulle questioni. Poi ci andremo magari di... Il tema che viene rappresentato comunque gli Stati Uniti, come adesso che Trump, no, rivolta, sono tutti contro Trump, no, adesso, cioè, stanno costruendo tutta una narrativa, no, come era prima la narrativa per Kamala, no, Kamala, novità, c'è tutto sì, ora l'uomo nero è lui. Ora l'uomo nero sembra che insomma è calato l'80% degli americani, no? Io su questo, ad esempio, non sono molto convinto. Dopo magari vincono i democratici nel midterm, su questo non... Però io non sono convinto di questa roba qua, ma sapete anche per chi ci ascolta a casa, perché sto vedendo i dati, ad esempio, dell'S&P 500, che magari a noi italiani ce ne frega l'S&P 500. L'S&P 500 però per gli americani, quindi l'indice della borsa di New York, è fondamentale, perché gli americani, a differenza di noi italiani, l'ho scritto anche nel mio libro, penso come Warren Buffett, gli americani, a differenza di noi europei, di noi italiani, che siamo tradizionalmente legati all'immobiliare, alla casa, alla prima casa, al negozio, se uno ha 2 soldi si compra la seconda casa al mare o in montagna, ok? Gli americani investono tutto nella borsa, ok? Cioè c'è proprio una logica diversa anche dei fondi pensioni, addirittura tu c'hai una scontistica fiscale pesantissima se investi sui tuoi figli, se fai un piano d'accumulo per i tuoi figli, se tu investi, cioè c'è tutto un sistema, ok, costruito per investire in borsa. Giusto o sbagliato io non entro, però è così, ok? Da quando, insomma, è stato creato gli Stati Uniti d'America. C'è anche un motivo storico. Antonino, tu ti ricordi il film, quello dove c'è Tom Cruise e adesso l'attrice che poi lui si era sposato, insomma, che fondamentalmente sono in Irlanda, no? Sì. Lui è povero, lei è nobile, però dopo gli bruciano la casa a lei e poi scappano negli Stati Uniti perché hanno il fogliettino dove viene regalata la terra. Allora, negli Stati Uniti la terra è sempre stata molto terra a disposizione. Sì. E quindi non c'è mai stata questa ansia della proprietà, ok, della casa, perché tanto terra no, cioè anche nei film così western, cioè c'è la terra quanta ne vuoi. Quindi quando c'è stato il surplus, quando c'è stata la rivoluzione industriale, il surplus economico di risparmio dell'americano è sempre stato investito in borsa. Tanto è vero che la crisi del 29 avviene in borsa, no? E la borsa di New York. Cioè, da sempre gli americani investono di più e non hanno la logica della fissazione della casa. Diverso è per gli europei, perché gli europei non hanno mai avuto la casa, essendo stata sempre di proprietà dei nobili e del clero. Tanto è vero che io mi ricordo che, ad esempio, mia nonna che nasce in un paesino della Laguna Veneta, no? Cioè nasce sulla casa del nobile che gestiva le lagune, no? Il mio bisnonno lavorava per questo nobile e aveva tutte le terre, no? Le terre, le lagune, no? Quindi non c'erano manco casa, ok? Addirittura nacque col tetto rotto, che quello manco gli aggiustava, perché scendeva la neve, tanto per far capire, no? E quindi appena nasce c'è la riforma agraria della Democrazia Cristiana, appena c'è un po' di benessere anni 60, subito l'italiano la prima cosa che fa è mi compro la casa, no? Mi compro il mio terreno di campagna, insomma c'è tutta una logica diversa, non è che va a investire in borsa, ok? Quindi io dico, la borsa americana, nonostante la crisi, sta crescendo. Cioè arriva da anni di crescita. Quindi quando loro prendono in giro Trump, dice, ma quello sta parlando della borsa, c'è la guerra, dice la borsa va avanti, capito? Sì, perché per gli americani la pensione
la pensione è collegata all'S&P 500, cioè se la pensione va male, quelli non la prendono la pensione, ok Antonino, tanto per capirci. Quindi tutto sommato è vero che c'è inflazione negli Stati Uniti in questo momento, è vero che c'è paura anche per la I, è vero che c'è anche ovviamente un aumento di anche altre spinte inflazionistiche, ma fondamentalmente il S&P 500 sta andando ancora a crescere, sta a 6.009, nonostante Hormuz, la guerra in Ucraina, quindi io non sono convinto che poi gli americani siano così in rivolta con Trump, o perché Trump fa queste uscite aggressive, non mi fa adesso, però se ci ricordiamo negli anni 90 qualcuno al nord faceva spesso delle uscite, se ti ricordi Antonino, no? Vogliamo fare storia politica, no? Facciamola. Contro, no, poi aveva un discreto consenso, no? Sulle regioni del nord, no? Che poi insomma siamo tutti in quella famiglia, no? Oggi, no? Certo. Quindi insomma non è che dopo secondo me ha sbagliato, cioè questo Papa mi sembra quello più tranquillo del mondo, però insomma ma noi non sappiamo mai gli Stati Uniti che cosa fanno, insomma, ad esempio in Italia l'orientamento è fortemente, no? Ad esempio pro immigrazione. Cioè, dice uno che è cattolico, praticante, cioè, però insomma io non sono per l'accoglienza no, tout court, cioè insomma selettiva, ecco, mettiamola così, no? Antonino. Però detto questo io non voglio entrare perché questa è una trasmissione economica, quindi non ci interessa il principio. Il catechismo dice che gli stati hanno il diritto di gestire la, come si chiama, di gestire l'immigrazione e regolamentarla, quindi non è che porti aperti a tutti. Beh, date a Cesare quello che di Cesare, no? Però, ripeto, scherza con cioè, secondo me quella roba con AI, quella è una schifezza, dai. Cioè, quella roba che ha fatto è una schifezza. Perché sennò entra come quelli che prendono in giro il cattolicesimo, no? E tutti si permettono in Europa di prendere in giro, no? Il cattolicesimo, però se parli di altre religioni, soprattutto di una, rivolta, maranza nelle strade, bandiere bruciate, no? Sì. Però, ripeto, se poi entriamo anche nel tecnico, viene rappresentato come un'operazione completamente fallimentare, quella militare americana. Io, ad esempio, su questo mi sembra pure a me, gli americani hanno fatto no, sono andati fuori fase su questa operazione qua, no? Perché abbiamo tutti ormai una logica della velocità, perché siamo abituati ai social, cioè tu in una settimana devi fare tutto, no? E non è la logica sicuramente del potere e dell'arte della guerra. Sicuramente quando attacchi tu ti esponi, ok? Però è anche vero che io non ho capito con Hormuz veramente cosa sta succedendo, perché lui sta dicendo che comunque il CENTCOM comunque sta operando, se uno legge. No. Cioè gli americani prima manco si potevano avvicinare a quell'area lì, giusto? Cioè mo ci stanno gli iraniani e gli americani, adesso io non so questo cosa produrrà, magari gli americani dovranno scappare come dall'Afghanistan. Okay? Allora, la Marina dei Pasdaran ha detto che non intende sfidare quella americana. Per quanto riguarda il blocco per la precisione è operativo per tutte le navi che abbiano origine o siano dirette a porti iraniani. Se le navi partono da porti, per esempio, dell'Arabia, dell'Iraq e così via, quelle lì possono tranquillamente passare, non c'è problema. Il CENTCOM oggi pomeriggio ha detto che le navi che hanno fatto marcia indietro e sono tornate nei porti iraniani o sono rimaste vicine alla costa iraniana sono state 9 nelle prime 48 ore d'applicazione del blocco navale. Questo come ultima notizia che ho letto su Iran International prima di andare in onda. Cioè, io non lo so, cioè, nel senso che qua tutti sanno tutto, io invece dico, no. Cioè, mi sembra una situazione molto fluida, come si dice, sia in ambiente militare che in ambiente finanziario. La situazione è fluida, no? Cioè che gli americani si siano diventati, potrebbe anche essere, no? Completamente incapaci, cioè, perché non è che, io già l'abbiamo detto la scorsa volta, non è che Trump si sveglia e fa lui le operazioni come, no? Certo. Non è così, capito come? Non funziona così perché ci sono le catene di comando, ci sono dei piani, cioè, quello che voglio dire è, o anche quell'altro là, il ministero, quello giovane, insomma,
e tu fai riflessioni, le cose, non lo so se poi è così, vediamo. Non lo so, ma anche se sta retorica comunque di andare addosso in maniera come noi Stati Uniti, vediamo, perché noi abbiamo tanti interessi, ok? Sì. Con gli Stati Uniti d'America, quindi vediamo se quella può essere, cioè non lo so, insomma secondo me, cioè, ho letto un articolo su Atlantico Quotidiano, ti ripeto, chi sono io per giudicare, nel senso che non voglio giudicare, il mio è più un'analisi, no? Però se andiamo a vedere, alla fine anche Andreotti ha mandato, no, in Iraq no, il cucciolone là, cioè, no? Cioè, quindi Andreotti, Cossiga, insomma, anche D'Alema bombardò Belgrado, cioè, quindi se il problema è perché, se no, non lo so, vi dico la verità, ma se il problema veramente sono 3-4 navi Smina, no? Cioè, non lo so, è questo il problema? Perché non ci vogliamo proprio esporre le basi anche là, perché no, si connette, sono sempre fatte tante robe, non è che, cioè, non lo so. Mi preoccupa un po', ecco, Antonino, mi preoccupa, come ha scritto qualcuno, sì, occhio che magari gli americani sono troppo aggressivi, però non ci andiamo troppo contro, perché dopo siamo in mano completo a Germania e Francia, non è che poi quelli sono tutti questi amici storicamente, Antonino, sarà, no, che essendo, no, un appassionato della storia della Serenissima, io mi ricordo quando Napoleone venne, si portò via pure i mobili, no? Cioè, non c'è pure i mobili, tant'è vero che l'Italia, a differenza se uno va nei castelli in Inghilterra, no? Se tu vai nei castelli italiani, non ci sono i mobili, facci caso, tu vai in un museo, non ci sono i mobili, cioè mobili, se vai in Inghilterra è pieno di mobili. Proprio i mobili, mobiliere, le cose, i vetri, ma non perché si sono rotti, perché quando vennero i francesi si portavano via tutti i mobili, a Mantova, Palazzo Duce, portavano via tutto, ok? Tutto, perché poi fu tutto conquistata. Quindi questa, no, logica predatoria, tant'è vero, vabbè, quando poi ci fu la Repubblica di Salò, i tedeschi, no? Tedeschi. Insomma, quindi storicamente, no? A me non mi sembra gli americani che sono venuti a portarsi via i mobili storicamente, no? Infatti. E quindi si mettermi in mano a von der Leyen completamente, a Francia e Germania, Spagna pure, insomma, non è che poi Spagna, ho visto che adesso il Premier, che è visto come no, il Premier fortissimo, ecco, sicuramente giocare solo sulla geopolitica, ecco Antonino, avere un posizionamento solo geopolitico e non occuparsi di temi pratici, concreti, sburocratizzazione, ad esempio, secondo me, buono Antonino, io capisco che il ministro delle riforme è un po' in lago con l'età, però no, cioè, se non hai il budget devi fare cose senza budget. Io ad esempio personalmente, questa è un'opinione personale, io sarei per un bel condono edilizio, sarebbe un bel condono fiscale, io sarei anche per fare un pressing, lo sto visto che sta facendo il governo forte sul patto di stabilità, perché è un obbrobrio averlo, è una regola che non funziona più. Avrei fatto, se fossi a Meloni farei un più anche se i giornali ti criticano, ma tanto poi ce l'hai sempre contro. Nel momento in cui ti vengono a favore, forse i voti, no? Cioè, sarei un po' più aggressivo, ecco, su certe tematiche, perché oggi comunque i fondi non ci sono, no? Quindi devi andare a debito. Lo so che è difficile, so che comunque vuoi o non vuoi, Antonino, tutto il sistema mediatico comunque alla fine non è di quest'area. No. Non è, decisamente no, purtroppo. Non ho visto sti ricambi, ad esempio, soprattutto TV pubblica, mi dispiace, ma mi sembra che è sempre tutto un orientamento. Sì, l'orientamento è sempre quello, decisamente. Però se ogni volta vai al governo, dopo 11 anni, centrodestra ritorna al governo, c'è qualche domandina, no? Ragazzi, cioè, quindi perché adesso diciamo che mediaticamente sono stati tutti buoni, no? Perché si pensavano che fosse sicuro che vincesse il centrodestra, ma adesso è ricominciata una cananea, no? Contro la Meloni, contro di tutto di più,
Cioè, decisamente. Cioè, i comici, no. E quindi vedo economicamente, sì, Trump poi l'ha detto, economicamente l'Europa è in difficoltà perché ha tutta cioè, anche sta roba della Spagna. Allora, sulla Spagna, no, ci hanno bombardato, la Spagna, le energie rinnovabili, l'eolico ha fatto migliaia, è vero, hanno fatto, infatti se tu vai in Spagna hanno deturpato, se uno va in Spagna ha deturpato tutto l'entroterra, è deturpato, che hanno le cose eoliche e i pannelli fotovoltaici dappertutto, che a me ad esempio fanno schifo. Capisco la cosa, però anche ad esempio in Abruzzo ne hanno fatti molti, però fanno oggettivamente schifo perché deturpano il territorio, ok? Lo so che bisogna diversificare, bla 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 bla, ok, va bene, cioè nel senso che una quota di fotovoltaico, una quota di eolico ce la devi avere, ok? Però deturpano, ok, la bellezza dei territori. Magari in Spagna è più brullo e quindi hanno chilometri e chilometri di entroterra brullo, noi abbiamo una realtà diversa, però sono andato a vedermi i dati, no? E sono andato a vedermi le importazioni di gas russo, Antonino. Sì. E scusa, a marzo 2026, non ha detto quasi nessuno, quasi nessuno, proprio. A marzo 26 il 26% dell'LNG, del gas LNG, importato in Spagna è dalla Russia. Ma Quindi, guarda un po'. quindi scusate, capito? C'è la grande auto, come si dice, no? La Spagna, il modello, l'auto, no? Indipendenza delle energie rinnovabili, l'autonomia. e poi un quarto del gas e l'energia, guarda caso, nel momento di difficoltà arriva da Putin, brutto e cattivo, sì, che poi, no, Putin l'abbiamo anche criticato perché la guerra dovrebbe finire, no? Abbiamo le nostre idee, no? Certo. Però, Antonino, allora scusate, ma cioè, qua ci raccontano il mainstream, ci raccontano delle fiabe, perché questa di Sanchez è una fiaba che loro sono indipendenti, sovranità energetica della Spagna grazie ai pannelli fotovoltaici cinesi e all'eolico, perché alla fine se tu un quarto del gas lo prendi dalla Russia, che è sotto sanzioni, no? Allora di che stiamo a dire, no? Come si direbbero a Roma, di che stiamo a dire? Cioè, che quello è il gioco. Cioè, la Spagna sì e noi no? Non ho capito anche questa roba qua, no? Noi siamo scesi sotto il 10%. Vabbè, ma ragazzi, cioè, io infatti ho visto anche il presidente dell'ENI, che non è che mi sembra che sia uno che non ci capisce di energia, no, Antonino? Sì, No? Del Galci tutto mi pare meno che un passante. Zennaro, no, ha fatto politica, lasciatelo perdere, no? Capito come? Sì. Però, insomma, il presidente dell'ENI, insomma, non è l'ultimo. Ha detto, forse bisognerebbe cominciare a ragionare a aumentare, perché comunque aziende abbiamo comunque un modello di approvvigionamento molto tarato sul gas, perché il gas costa di meno, ragazzi, cioè non è che, no, ti ricordi Antonino, via tutte le caldaie a gas, andremo tutto sull'elettrico, poi chi c'ha tutto elettrico, io sto parlando con gente che ha fatto tutto l'elettrico con le case, botte da 300-400 euro di bolletta al mese, ragazzi, tutto elettrico, se non hai pannelli. Quindi, cioè, eliminare il gas comunque, il gas, ragazzi, perché l'Italia fu quella che andava a gas più di tutti, no? Perché il gas negli anni 60 era quello più cheap, come si dice, cioè costava di meno, e questo ha permesso la crescita economica. Cioè, non è che... No, cioè, Antonio, ti chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 4 minuti e 11 secondi, questo è sempre Conto Corrente, Antonio Zennaro, Antonino Danna al microfono.
Sì, negli anni 60 era molto economico il gas, poi era il tempo delle bombole, specialmente la cucina a gas che si diffondeva nelle case e così via. È anche vero che sì, passate tutti all'elettrico, ma scusate un attimo, senza centrali nucleari come le scaldi le case con l'elettrico? Antonino, allora, se dopo dobbiamo diventare una succursale cinese, perché la tecnologia del fotovoltaico è tutta cinese, ok? Cioè, la tecnologia delle batterie è tutta cinese. Cioè, non è che prendiamo qualsiasi tecnico, può venire qui in radio e ti può dire, guarda, made in Cina, tutta sta roba qua, ok? Altro che sovranità energetica. E allora, ragazzi, di che parliamo? Allora, bisogna essere, secondo me, come sta facendo, devo dire, il governo ha fatto un buon lavoro, diversificato, ok, su un po' fotovoltaico, un po' eolico, un po' anche tutto il discorso che arriva dall'acqua, il carbone, diciamo che noi abbiamo una diversificazione. Ci manca, per questo, per un'imposizione europea, il discorso Russia, che dovremmo essere, secondo me, un po' più flex, cioè ragazzi, se c'è un risparmio, alla fine, insomma, cominciamo a ragionarci, cioè pragmatismo, perché alla fine, Antonino, io ho capito una roba, la gente vota col portafoglio, cioè, capiamo, cioè, belle idee sono belle, ma se poi la benzina ti va a 2,40 €, 2,50 € e la bolletta ti va, triplica, la bolletta energetica ha fatto più 50, cioè, adesso scende, quindi, anche perché le aziende poi, cassa integrazione, si crea un ciclo negativo. E noi, l'energia è comunque un tema centrale per la produzione industriale. Quindi sì, va bene, no? Zaleschi, viva, no? Cioè, tutto bello, no? Però c'è anche un po' pragmatismo andreottiano, no? Sì, molto. Perché su politica estere, cioè, bisogna essere un po' open, perché questo è un momento in cui, anche perché io vedo una roba, e chiudiamo, Antonino, cioè Francia e Germania e Inghilterra sembra che stanno sempre a litigare con Putin, no? Con Putin, scusa, con Trump, no? È vero? Ah no, l'aste. Ma ogni 3 giorni io vedo che stanno là da Trump, o sbaglio? Cioè, quelli stanno sempre là comunque, cioè, fanno finta di litigare, però stanno tutti là a fare gli accordi, le cose, cioè, non è che fanno in Cina e poi vanno da Trump, vanno in Cina e vanno da Trump, e poi c'è tutto sto anti-trumpismo, poi se andiamo a vedere nella pratica, non lo so se c'è poi, che quelli sono furboni. Detto questo, speriamo che finiscano presto sia la guerra in Ucraina e Russia e sia questa guerra sull'Iran. Senti, Maurizio ci scrive: gas metano, ma se noi furbi non attiviamo i pozzi in Adriatico bloccati, che classe dirigente abbiamo? Antonino, io allora, non me la sento di dargli torto, detto tra noi. Io su questo c'è stato un referendum. 1. 2, c'è rischio in Laguna Veneta di subsidenza, è oggettivo che c'è questo rischio, quindi però ci sono anche tante altre zone dove si potrebbe fare magari molto più cioè ci sono delle zone, io so che ad esempio dove stanno estraendo, dove la Grecia estrae, dove la Croazia estrae, no? Allora se estraggono loro, estraiamo anche noi, cioè no, sono d'accordo, cioè nel senso che bisogna un po' in un momento di difficoltà, perché ragazzi qua, bene o male, se dura cioè oggettivamente non vediamo il prezzo di trading, cioè sui mercati finanziari, cioè il mercato fisico del petrolio, ad esempio, e anche del gas, è un altro mercato, e in questo momento c'è un grosso trade-off, cioè tra il prezzo che si vede magari sulla borsa e quello poi la realtà, c'è un grosso differenziale, quindi questo poi lo pagano consumatori e le aziende, quindi è un momento molto molto, anche per ripensare un po' di scelte, anche magari temporaneamente, no? O comunque anche per creare, non vi ricordate anche il petrolio della Basilicata? Quanti problemi, poi alla fine ho visto che c'è no? C'è tutto sto, insomma, cominciamo magari di non fare 200 estrazioni, però magari farne 20 in più, forse può essere utile anche a diversificare e avere dei prezzi un po' più calmierati. Sì, quindi chi ci ascolta a casa ha detto una cosa molto di buon senso.
Pare anche a me. Allora, io ti ringrazio come sempre, Antonio, e ci sentiamo presto, A mercoledì presto, prossimo. viva direi. Radio Libertà e viva tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima. Grazie, sigla e poi Augusto Martelli, Studiare in jeans, 1987, a tra poco. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Studiare in jeans, c'est plus facile. Studiare date con i compatti, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Studiare in jeans, c'est plus facile. Studiare date con i compatti, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Ragazzi, ma perché filosofia non ce l'insegna il Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi? Ma perché la geografia non la ritma la Mannoia? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Studiare in jeans, c'est plus facile. Studiare Omero con un videoclip, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Studiare in jeans. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, era il 1987, questi erano i ragazzi della terza C con Augusto Martelli a far la sigla, poi vi spiegherò perché, ma allo 029294 abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Dottore Antonino, sono Vittorio. Caro Vittorio, grandissimo. Giorni che ti voglio dare una castagna calda e tu la puoi portare a termine. Accomodati. Io solo un'informazione, lascia stare Sì. che abbiamo nella Croazia, al confine con l'Italia, va bene, abbiamo un giacimento enorme e pare che non lo possiamo toccare e la Croazia lo sta estraendo. Però io volevo scendere verso la Sicilia ed esattamente tra Licata, dove abbiamo una deputata, l'avvocato Tardino. Non ho mai sentito né nelle radio del Padane né in nessun posto. Oh, a Licata c'è questa deputata eletta. No, Annalisa Tardino è stata nostra gradita ospite più volte quando era allora sono io solo eurodeputata. che non l'ho sentita, io seguo sempre la deputata. Comunque, senti una cosa, lasciamo stare il polemico, non servono a niente, bene? Perché io, se tu mi dici a chi devo votare a Palermo, io non so a chi devo dare il voto, cioè non sono quelle del nord, assolutamente, non abbiamo, secondo me non ci sono rappresentanti, altrimenti la Lega si dovrebbe sviluppare norme, è grave questa situazione, però lo posso dimostrare. Allora, le voglio dirti una cosa, proprio nel paese della Tardino, che è il mio borgo nativo pure, tra l'altro, va bene, quindi mi informo sempre. Licata. Certo, io sono nativo di Licata, vivo a Palermo, ma sono nativo di Licata. Ci abbiamo il Riese, il Falconare, io penso che questa zona la conosci. C'è una piattaforma enorme, che si chiama Preziosa, stanno estraendo, si vede dappertutto, tra la Libia e in Sicilia. Ce n'è un altro che pare che ci siano più di 500 anni di estrazione del gas. Che fine fa? Dove è andato a finire? A chi lo danno? Non si sa niente. Lascia stare a Ragusa che ci sono diversi pozzi aperti, tappati, detto dai cittadini stesso, regolarmente con il petrolio ed altro. Io volevo capire tutta questa vicenda, visto che c'è al governo, ci siamo, diciamo noi, va bene, visto che tutti gli altri stanno zitti, cercare di scoprire che cosa c'è di vero in tutta questa zona. E vede che c'è il petrolio, c'è il gas a non venire e c'è l'ENI e poi un gruppo che si chiama Prezioso, va bene, con una piattaforma, ed siamo al limite tra Libia e cosa, addirittura dicono che stanno dando al comune di Licata, al comune del Riese, Butere, un quantum
visto che appartiene il territorio all'immane, appartiene a questa costa. Che cosa c'è di vero? Io non te lo so dire, però tu, essendo un grande professionista, sei in condizione di poter vedere tra i parlamentari che vengono alla radio, di vedere questa cosa. Se no, intervista questo avvocato Tardino, se sa qualche cosa lei. Va bene, grazie. Vedremo che cosa possiamo fare. Va bene? Mandami poi un messaggio al 340-670-9659 con tutti gli estremi, che dopo vediamo che cosa possiamo fare. Allora, nel frattempo, intanto grazie, nel frattempo diamo un'occhiatina veloce alle agenzie, perché Sava Sandir, questo nostro vasto orbe terracqueo, continua ad andare avanti. Flash dell'ANSA: il Papa, i governanti abbiano mente lucida e coscienza integra. Poi ancora la lista PLT Holding con Lovaglio, la più votata dall'Assemblea Montepaschi di Siena. Trump attacca ancora Meloni: con chi nega l'aiuto non abbiamo più lo stesso posto in cui Gesù lo abbraccia e gli dice il tycoon scelto da Dio. Trump mi pare che sta cominciando un pochettino a esagerare, diciamo un pochettino. L'incontro, per essere buoni, l'incontro a Palazzo Chigi, Meloni sempre a fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza UE. Financial Times: l'Iran usò un satellite cinese per colpire le basi USA, Pechino smentisce. La Commissione Femminicidio: la violenza economica sia reato social. Bene, ma adesso andiamo a scuola, ecco perché i ragazzi della terza C. Sapete che quest'anno, in questa stagione di Zoom, vogliamo raccontare anche il sociale, vogliamo raccontare un'Italia che fa del bene e che non fa mai notizia, perché ad accendere le televisioni, a leggere i giornali, pare che ci siano solo guerre, Garlasco e così via. Ecco, parliamo invece di un'Italia buona. Andiamo a Catania, all'asilo Atelier del Bosco, dove l'inclusione dei diversamente abili venerdì farà un passo avanti. Ne ho parlato con la direttrice Graziella Messina, che ringrazio. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. E allora, io oggi ho il piacere di ritrovare una gradita ospite che è Graziella Messina, è la direttrice dell'asilo Atelier nel Bosco di Catania. Lei era già stata nostra ospite qualche tempo fa e oggi torna per un motivo molto interessante. Perché? Perché sapete, quest'anno abbiamo voluto puntare la nostra trasmissione sul sociale, abbiamo voluto raccontare l'Italia che fa il bene, ed è un'Italia di cui non si parla perché naturalmente fa molto più audience parlare di Garlasco, di morti e di sparatorie, ma ogni tanto vorremmo ricordarci che c'è anche della gente per bene che fa delle cose per bene ed è giusto raccontarle. Di chi stiamo parlando? Di che cosa? Allora, venerdì, dovete sapere, ci sarà una grande festa qui all'Atelier del Bosco di Catania, perché questo 17 di aprile ci sarà l'assunzione di questo ragazzo che vedete nella fotografia con Graziella, lo diciamo per chi ci sta seguendo attraverso la radio. Questo ragazzo si chiama Francesco. Chi è Francesco? Graziella, buongiorno e bentornata. Allora, buongiorno e grazie, sono felice di sentirvi. Francesco è innanzitutto un bravissimo ragazzo, educato per bene, gentile, sempre attento a tutto e a tutti. È entrato da noi con un tirocinio formativo, insomma una serie di ponte tra il lavoro e la regione, le attività che si possono creare per i ragazzi disabili. Ma questo tirocinio formativo ha portato a conoscere un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che ha tanto da dare e tanto da fare, un ragazzo che si presenta con una virtù che è quella della dolcezza, della delicatezza, dello stare bene insieme agli altri, in particolare con i nostri bambini, perché noi siamo una scuola 06, quindi abbiamo un mondo molto delicato che va trattato con un certo modo e rispetto. Il tirocinio è durato 6 mesi. Sì. Adesso siamo al termine, chiaramente, come tutti i tirocini, e io
ho detto finalmente possiamo prendere in considerazione la giusta verità per questo ragazzo, che è quella di poter lavorare, di avere una dimensione sociale vera nel mondo, nella vita, in un'attività professionale, perché la vera faccenda, la questione è che questi ragazzi, tra virgolette, questi ragazzi disabili, vengono soltanto aiutati nelle terapie, nelle occasioni, ma la vita non è un'occasione, una terapia o un intervento o un aiuto economico. La vera vita è entrare nel mondo sociale e vivere le persone, vivere le possibilità, vivere una prospettiva che molti invece non hanno e restano silenti nel loro mondo, che resta silenzioso verso gli altri. Sì, appunto, anche perché in un tempo nel quale ci rendiamo conto che se uno accende la televisione, guarda la pubblicità, nelle pubblicità non ci sono diversamente abili, non ci sono obesi, non ci sono vecchi che stanno male, gente in Tutto carrozzina. perfetto. Non c'è Tutto niente, perfetto. c'è solo perfezione di corpi, abiti ben curati, denti sani, gengive in ordine, perché c'è una parte di realtà che non esiste, è ignorata, questo è il problema. È lasciata a se stessa, perché questa della disabilità, vista come una diversità, è quasi un problema, mentre la diversità è un'identità che hanno tante persone e che deve essere conosciuta, amata, rispettata, validata. Non sono neanche validati questi ragazzi che possono dare tanto. Pensa che Francesco non è aiutato da noi, è lui che aiuta noi. Quindi questa possibilità di questo tirocinio, che adesso diventerà un lavoro a tempo indeterminato, è la sua cura verso di noi, cioè lui ci sta aiutando, fa un lavoro e si impegna tantissimo. Quindi perché non valorizzare le virtù delle persone? Perché no? Perché lasciarle in disparte? È la famosa società dello scarto di cui parlava Papa Bergoglio. Tra l'altro c'è sempre questa idea che in fondo il disabile è bello, quei 5 minuti in cui ne parliamo per pulirci. L'importante è che stia nel suo recinto, perché se no crea un problema. Esattamente come è bello lo stallo giallo nei parcheggi, perché tanto, siccome è sempre libero, ci parcheggio 5 minuti che devo scendere a prendere una cosa. La macchina, no. Invece non è così che funziona. Quindi noi abbiamo desiderato, io desidero da 10 anni, che è l'età, insomma il tempo di atelier, di poter condividere atelier con i ragazzi disabili, altrimenti restano nell'ombra. E io direi proprio veramente a chi ci sta ascoltando, insomma alle istituzioni, quelle serie, quelle importanti, di pensare ai disabili in tutti i luoghi di lavoro, soprattutto nelle scuole, perché le scuole, quelle pubbliche, perché noi siamo un'identità privata piccola, ma la scuola pubblica grande potrebbe dare tanti sbocchi a questi ragazzi, sarebbero utilissimi e sarebbero preziosissimi, perché sono capaci di grandi cose, di virtù, di delicatezza, di gentilezza, ma anche di impegno. Non sta un secondo fermo, lavora tutta la giornata, anche di più. Lui non vuole andare neanche a casa. Ecco, ma quali sono i suoi compiti? Quali saranno dopo l'assunzione? Sta in classe con i bambini, racconta fiabe ai bambini, parla con i bambini, prende i bambini in braccio e li coccola, li cura, perché noi abbiamo bambini anche molto piccoli, accompagna i bambini ai servizi, al bagno, passa in cucina e se c'è da prendere un piatto, se c'è da portare qualche altra cosa, lui si impegna ovunque, cioè non ha detto mai no, questo non lo faccio, questo, anzi ha detto io questo non lo so fare, però ha detto pure per favore mi puoi insegnare, ecco. Pochi umani sanno dire questo non lo so fare, mi puoi insegnare. L'umano arriva e sa fare tutto ed è bravo in tutto e non ha bisogno di nessuno che insegni. Invece no, lui umilmente ha detto io sono Francesco e so fare poche cose. Invece adesso lavora meglio delle maestre. Bene, quindi per me è un onore, è un vanto, sono felicissima di fare questa cosa. E i genitori come l'hanno presa? Perché immagino ci sarà stato quello che avrà espresso le sue perplessità. Non è stato facile convincere la mamma, perché chiaramente non pensava
vivendo il figlio ovviamente con una sorta di malattia, immaginarlo nel mondo del lavoro, con delle colleghe, tra l'altro molte donne. Invece la mamma adesso viene, lo accompagna, serena, che sa che Francesco è in un posto giusto, al momento giusto e che sta facendo tantissimo. Tra l'altro adesso fa il compleanno nello stesso giorno, quindi c'è una grande festa tutta per lui. Insomma, sarà un momento bellissimo. Però, ripeto, tengo a dire che la diversità oggi va affrontata in maniera totalmente diversa, che non deve essere la diversità, deve essere un'opportunità per il mondo intero. E le persone che hanno queste fragilità danno molto, molto di più rispetto alle persone comuni mortali, che invece spesso danno di meno e sanno fare anche di meno. Ecco, tra l'altro questo è soltanto un passo evidentemente di un cammino che hai intrapreso, perché l'anno scorso noi ci siamo conosciuti, abbiamo avuto questa nostra prima conversazione perché avevi deciso di accogliere e dare assistenza gratuita a tutti i bambini con stranieri o con disabilità. Ecco, siccome in Italia niente va mai a finire, invece qui come è andata a finire? Noi continuiamo, abbiamo tanti bambini quest'anno ancora con disabilità e gravi disabilità e continuiamo ad essere accoglienti in maniera gratuita e sarà sempre così Atelier, perché è nato per questo motivo, non soltanto per aiutare, ma per dare una possibilità a tutti, quindi al bambino, all'adolescente, all'adulto, perché altrimenti se facciamo soltanto per i bambini, poi si spezza una catena, si spezza una possibilità, invece poi questo bambino che crescerà deve avere un ruolo nella società. Questo è un ruolo, la scuola potrebbe dare tante possibilità a questi ragazzi, perché è un luogo adatto, dove non ci sono delle mansioni difficilissime, dove non ci sono dei compiti particolari, ma che anche Francesco, che ha una sorta di disabilità mentale, riesce a fare benissimo. I bambini... Quindi io prego. No, avanti, io... Io prego le istituzioni a pensare di vedere la disabilità in questa maniera, cioè cercare di inserire il più possibile nelle scuole pubbliche, ma anche nelle scuole private, che sia una legge inserire sicuramente tanti disabili. Io inserirei il 50% di disabili e il 50% di maestre, per farti capire. Ecco, vorrei fare questo. Però, i bambini come si trovano? I bambini la mattina lo chiamano Maestro Francesco. E questo già, dire Maestro Francesco a un ragazzo, insomma, che è arrivato così dal nulla, è tanta roba. Lo cercano, lo prendono per mano, ma lui li prende anche per mano, se lo portano da presso, è quasi una sorta di giocattolo, ma comunque lo chiamano Francesco. Noi abbiamo delle foto bellissime, Maestro Francesco che è con loro immerso nella natura, tu sai che abbiamo il bosco, quindi loro fanno attività con lui. Lui dà il pranzo ai bambini più piccoli, cioè in bocca ai bambini piccoli a pranzo. Quindi io penso che ci sia poco da aggiungere da questo punto di vista. Che cosa sono le stanze alternative? Allora, le stanze alternative sono delle aule che poi in realtà per noi è la natura cosiddetta, dove noi lavoriamo in maniera simbolica, quindi si fa anche comunicazione verbale, non verbale, perché abbiamo dei bambini comunque che non parlano, bambini autistici e altro, quindi si lavora su una dimensione tridimensionale, quindi non c'è soltanto l'aspetto comunicativo, ma anche il non comunicare è sempre una comunicazione, quindi le aule sinergiche, l'orto per esempio, il bosco stesso e tanti altri spazi dedicati ai bambini che hanno bisogno di una certa calma, insomma spazi diversi, perché altrimenti magari se ne vanno in frustrazione. Quindi si può fare tanto anche in luoghi totalmente diversi, anziché avere la classe classica chiusa. Noi non lavoriamo in spazi chiusi, ovviamente, come tu pensai. Sì. Di solito c'è sempre da trarre una morale dalle storie, o comunque il sugo di questa storia, come dice Manzoni, dei Promessi Sposi. Che cosa avete imparato da Francesco, tutti quanti? Allora, guarda, adesso io ho chiesto a Francesco, che appunto fa il compleanno, che cosa vuoi regalato? E Francesco mi ha detto, ma io già ho voi. Quindi ho detto, no, Francesco, ma fai il compleanno, un regalo, una cosa? No, ma dice, io non ho bisogno di altro perché io mi sento felice. Quindi abbiamo imparato che la felicità è un'altra dimensione che neppure forse viviamo veramente, e loro la sanno vivere. Quindi dobbiamo imparare tantissime cose da Francesco.
ad essere felici e facendo il suo dovere, perché tra l'altro si sente un lavoratore, non è messo qui così per compagnia, lui lavora. E Certo. dice spesso: se sbaglio dimmelo e devo fare qualche altra cosa, Rima che se ne va, abbiamo fatto tutto, me ne posso andare? Vai Francesco. Ecco, Penso questo che no, mi sembra anche una storia di speranza di cui abbiamo bisogno, perché si dice sì, sempre non cambia mai niente, non succede mai niente. Invece, non è volendo, le cose vero. possono cambiare. Sono persone bellissime, ci sono luoghi bellissimi, ci sono spazi dell'anima che devono essere curati, quindi dobbiamo essere così, verso questa direzione, verso questa dimensione sociale, affettiva, cioè dobbiamo tornare a essere umani, perché col tempo invece l'umanità si va perdendo lungo le strade, si perde il senso della vita, che è questo, quello di dare agli altri. E questo è anche il famoso sviluppo della persona nelle formazioni sociali di cui parla la Costituzione italiana, per cui mi pare che lo stiate facendo. Ecco, io trovandomi in tutto questo vorrei dire un'altra cosa. Cosa farete domani? Allora, domani mattina, domani intenso come giornata, ci rivediamo un'altra volta qui e costruiamo un altro pezzo di atelier, includendo qualcun altro che ha bisogno di essere incluso nella società. Nel futuro io mi immagino un luogo molto più grande di atelier, che già è grande, che possa essere di residenza pure, quindi un luogo dove i ragazzi disabili, come Francesco e come tanti altri, nel loro futuro da più grandi, perché diventeranno anche loro uomini maturi, possono avere un posto anche per loro dove stare bene, perché anche questo poi diventa un cammino difficile per i ragazzi disabili, di ritrovarsi nel loro futuro da adulti, da grandi, e avere la serenità d'animo. E questo non è un altro cammino difficilissimo, ma che deve essere raggiunto e speriamo di farcela con tutte le nostre prospettive. Sono sempre stato convinto del fatto che nella vita ognuno di noi abbia davanti due traguardi. Uno è un traguardo professionale, l'altro io l'ho sempre chiamato traguardo umano. Traguardo professionale, bene o male, ci arriviamo tutti, non è un problema questo. Il traguardo umano, che è appunto diventare una persona, no, non è una cosa facile. È il famoso passaggio da burattino a bambino che avviene in Pinocchio. E di Pinocchi in giro purtroppo ce ne sono rimasti assai. Lo so. Però noi dobbiamo cercare di tutto, dobbiamo fare di tutto per aiutare questi ragazzi e per coinvolgerli nella vita sociale, educativa, prospettiva, cioè per tutto, altrimenti resteranno invisibili, perché tutt'oggi sono invisibili, e essere invisibili e poi diventa quella la malattia vera. E non è possibile oggi questo. Esatto. Come possiamo fare per continuare a vedere? A vederci noi ci possiamo risentire. No, a vedere nella società, sto dicendo. Bisogna che io, tu e tutti gli altri cominciano a pensare così. Solo se questo si pensa veramente dentro, si può costruire e anche si può passare anche ai bambini, perché i nostri figli, i bambini devono sapere che questa è anche una parte della vita che deve avere una visione totalmente diversa. Quindi dobbiamo educarci anche noi al rispetto, alla gentilezza, all'altro, e non restare soltanto nel nostro posticino meraviglioso, nel nostro orticello, ma cercare di andare nell'altro orto e dare acqua. Graziella, c'è un ragazzino di 11 anni che sabato sera ha visto suo papà morire picchiato da un gruppo di ragazzi. Sto parlando ovviamente del caso di Massa. Cosa si può fare per lui? Francesco che cosa gli direbbe? Francesco gli direbbe: lo so che stai male, che è una cosa brutta, ma ce la puoi fare, perché Francesco comunque anche lui, insomma, nella sua complessità vive molto i sentimenti, le sensazioni, anche la sua famiglia un po', ecco. Quindi gli direbbe di avere speranza. Non è semplice chiaramente un concetto del genere, è anche un pensiero immediato davanti a un lutto così importante, però ne sono certa che comunque bisogna avere fiducia e speranza nel cambiamento, ma perché ognuno di noi lo deve fare, altrimenti restiamo così con queste occasioni spiacevoli della vita. E allora speranza. Grazie. Speranza per forza. Grazie.
Grazie a te sempre e ci vediamo presto. Perché no? Un abbraccio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Grazie Natalia, alle 19:37 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Il telefono è aperto allo 0292947222 se volete dire la vostra. Andiamo a dare anche un'occhiatina alle agenzie nazionali ed estere. Oddio, fa molto tabacchino. A proposito, io sono curioso, chissà se c'è qualche tabacchino che ci ascolta dall'esercizio, perché secondo me il tabaccaio è un altro di quei posti bellissimi di umanità, da dove si vede l'Italia vera. E veramente, se qualcuno di voi è un tabaccaio, un tabacchino, vuole chiamarmi e mi vuole raccontare il suo esercizio, a me fa un regalo stupendo. Quindi vi saluto tutti quanti, amici tabacchini, che siete numeri uno anche voi. Abbiamo Lisetta al telefono, pronto? Sì, buonasera a tutti. Volevo parlare, dottor Tonino, sempre della guerra in Iran. Prego, s'accomodi. Grazie. Allora, per l'ennesima volta dico io, lo scacchiere, signor Tonino, medio orientale si è incendiato.
Obiettivamente, io dico, non so se l'intervento di Israele ed USA, al di là dell'eliminazione del leader supremo Khamenei, possa portare il popolo iraniano di cultura persiana, diciamo anche questo, a liberarsi definitivamente della dittatura integralista religiosa. Recenti interventi militari, mi sembra, in quelle zone, Iraq e Siria, hanno portato ad una situazione politica di maggiore instabilità e qualora in Iran non si formasse una classe dirigente affidabile, secondo me ci sarebbe il rischio di una guerra civile fratricida. La speranza, al di là poi della limitazione della vendita del petrolio alla Cina, vera nemica di Trump, è secondo me che una volta caduto definitivamente come auspicabile l'attuale regime e poi inviso alla maggior parte dei paesi del Golfo, si possa finalmente sottoscrivere il famoso patto di Abramo, cioè foriero di una auspicabile area di pace e stabilità. Tutto qua, la saluto e buona serata anche a lei. Cara Elisetta, lei è sempre precisa come un bisturi nelle sue analisi e la voglio ringraziare per il suo intervento. Allora, l'obiettivo, la guerra è stata necessaria per 460 buone ragioni. Sono i 460 kg di uranio arricchito al 60% che, per stessa ammissione di Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, l'Iran ha prodotto nel corso di questi anni, in barba agli accordi internazionali, incluso lo sciagurato accordo voluto da Obama negli anni 10, e in particolare l'Iran è convinto di avere un diritto alla produzione nucleare, di materiale nucleare e così via. Questi 460 buoni motivi sono appunto i 460 kg di uranio arricchito. Prima cosa, l'Iran non può avere un piano nucleare, non può avere soprattutto delle bombe atomiche. Qualunque tentativo di equiparare un'eventuale bomba atomica iraniana alle bombe atomiche utilizzate in altri tempi dagli Stati Uniti d'America non c'entra niente. È proprio un gioco che non c'è, che è semplicemente roba da bar, ma non è né rispettoso dell'analisi storica, né tantomeno tiene in considerazione chi si sta servendo di che cosa, a quale scopo. Io non ho voglia che una teocrazia di gente convinta che il loro Dio gli ha detto di instaurare il regno di Dio su questa terra, perché questo è il loro compito, il governo di Dio. Tant'è vero che i ragazzi di 18 anni li impiccano alle gru con l'accusa di ribellione contro Dio. Io vorrei vedere tanti di questi laici, se in Italia ci fosse un reato ribellione contro Dio, l'ergastolo. Voglio proprio vedere che facce farebbero e che manifestazioni farebbero. Ma nessuno sembra invece scandalizzarsi per questo in Iran, per quanto accade in Iran. Ecco, io non voglio che una teocrazia fanatica si doti dell'arma atomica per tirarla un bel giorno su Gerusalemme, o per minacciare Roma, in quanto sede del papato, o per minacciare l'Europa e chiedere, imporre, decidere, ricattare. Io non voglio che una teocrazia, come possiamo dire, senza freni, usi Hormuz come mezzo di ricatto verso l'Occidente. E soprattutto, l'altro punto, vedete, a un certo punto dice, ma il regime change. Voi avete ascoltato i vari ospiti da Israele che abbiamo avuto in trasmissione. Uno di loro ha detto, vabbè, se anche da questa guerra emergesse un Iran isolato, ma con un regime molto indebolito, agli stati del Golfo, alle petromonarchie, tutto sommato questo risultato andrebbe bene forse anche a Israele. Perché? Perché nel frattempo tutto il giro di problemi economici che l'Iran aveva prima di questa guerra e prima della guerra dei 12 giorni a giugno dell'anno scorso, non è che sono stati risolti. Questi problemi sono diventati ancora più gravi. E come vi dicevo, per quanto riguarda la questione delle dighe, la questione dell'idroelettrico e dell'energia elettrica in Iran, ecco, tutta questa roba qua
non è che è stata risolta o che Mojtaba Khamenei riuscirà a risolvere questo problema, perché lui non ha assolutamente gli strumenti per poter risolvere tutto questo. Ergo, alla fine della fiera dice: ma non c'è stato il regime change, a parte che non potevamo pensare di vedere un colpo di Stato nel giro di 24 ore. Probabilmente ci saranno ulteriori manifestazioni, probabilmente tra 6 mesi cadrà questo regime che ormai comunque è arrivato quasi al capolinea, perché vedete, se l'Iran non vende petrolio, ha poco da fare per andare in giro, anche perché gli stipendi vanno pagati, i Pasdaran da più di 3 mesi non prendono lo stipendio. C'è un sistema bancario che è a pezzi, quindi con un'economia che è a rotoli, bisogna anche valutare fino a che punto questo regime fa la voce grossa e dice: ah, ma noi siamo in piedi, spacco qua, spacco là. Ma cosa spacchi? Che manco riesci a stare in piedi. Per cui bisogna vedere questo. Poi Fiammetta Martegani, oggi pomeriggio, la brava Fiammetta Martegani, scriveva sul Foglio un'interessante riflessione. Lei ha sentito un esperto di Iran. Manca un'opposizione variegata. Manca soprattutto la sicurezza di poter scendere in piazza a protestare, perché come fai ad andare in piazza a fare manifestazioni se tu ti trovi davanti gente che sui pick-up c'ha le mitragliatrici pesanti? Manca un leader di questa rivolta. Sì, c'è il principe Pahlavi, che oggi peraltro è in visita qua in Italia, però sul campo chi c'è? Chi è che organizza questo consenso? Considerate anche che in Iran internet è fuori servizio da quasi un mese e passa e nessuno dice niente. Quindi anche questo crea dei problemi logistici. Insomma, non è una situazione facile. Non è un'esportazione di democrazia, perché l'America non ha messo boots on the ground. Può darsi però che strozzare l'economia iraniana ulteriormente, bloccando Hormuz, forse potrà innescare un processo di regime change, vedremo. L'importante però è che l'Iran si pieghi e accetti un accordo con gli Stati Uniti d'America. E gli accordi sono essenzialmente libertà di navigazione su Hormuz e cancellazione del piano del programma nucleare. Non credo che questi signori accetteranno sta cosa, anche perché se accettassero questo sarebbe la fine. La Repubblica Islamica perderebbe la faccia con tutti i proxy, con Hamas, con tutti quelli che fino ad oggi sono stati i loro utili idioti, perché non avrebbe più ragione di esistere, perché tutta quella roba lì è finalizzata a un obiettivo: la distruzione di Israele e la sottomissione dell'Occidente. Se tu gli tagli gli artigli e poi non sono più tigri, diventano gattoni e scappano. Va bene, abbiamo finito, ci ritroviamo domani alle 18:15 trattabili, ci salutiamo con Lucio Battisti, arrivederci a Questa sera del 1980, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.